Preso al volo il dottor Riccardo Zanella, medico di base. Lei ha come riferimento l'isola di Ariano, all'ambulatorio sia a Taglio di Po che ad Ariano nel Polesine, e naturalmente vogliamo chiederle com'è la situazione Covid nel nostro territorio. Io ho fatto un'osservazione vedendo appunto il numero dei pazienti registrati tra i miei pazienti, quelli che erano positivi o quelli che erano in contatto stretto e quindi seguiti. Siamo passati da una situazione che avevo 30-40 persone segnate nel mio elenco, adesso ne ho 4, quindi c'è stato un notevole calo. Diciamo che il massimo che è stato visto, che ho visto io nella mia statistica, è stato da novembre, metà novembre fino a metà gennaio o tutto gennaio. Lì è stata veramente molto dura come situazione. Adesso è una situazione molto più tranquilla. Se dovessi fare una statistica di tutti i casi che ho avuto, 10 su 10 persone positive, 5 erano assolutamente asintomatiche. Degli 5 sintomatici possiamo dire che 2 erano pauci sintomatici o comunque che sono riuscito a tenere a casa, 3 sono finite in ospedale, di cui 1 intubato oppure 2 intubati e di cui 1 purtroppo è morto, quindi 10% di mortalità ho avuto. La domanda è quindi: questo abbassamento delle persone infette è determinato dal lockdown, dalla zona gialla, zona arancione eccetera, da una minore virulenza o cosa? La virulenza è sempre elevata, siamo sempre a livello come di una malattia come un morbillo che attacca tutti appena uno vede un'altra persona che ce l'ha. Niente, è molto imprevedibile questo tipo di virus, quindi spero veramente che questa situazione tra la vaccinazione, che si dice che in luglio dovranno offrire almeno il 70% della popolazione, quindi creare una situazione di maggior sicurezza, io spero che fino a fine anno, insomma, si arrivi fino a fine anno, poi basta, poi Augurandoci questo, naturalmente, come dice lei, volevo chiederle: ci sono delle malattie pregresse che possono influire negativamente e quindi magari chi ha patologie tipo il diabete o altro sono più colpite dal virus? Dei miei pazienti, quelli che sono morti, uno no, non aveva nessun problema particolare, aveva 72 anni, e l'altro invece ne aveva 68 e aveva altre patologie, ma anche lì aveva diabete ma era controllata, aveva depressione ma era controllata, niente di particolare. È molto imprevedibile. Quindi i primi campanelli d'allarme, quando è che dobbiamo stare allerta e dobbiamo preoccuparci? Allora, è una malattia influenzale, per cui la prima roba da pensare è la febbre. Quindi adesso si fa così, praticamente uno ha la febbre, dottore, intanto non si va dal medico, si avverte il medico per telefono. E in caso specifico subito si controllare la febbre con la tachipirina. La tachipirina ha solo un effetto per tenere sotto controllo la febbre, non ha nessun effetto di prevenzione per far sì che il virus vada a svilupparsi più altro. E avvertire per qualunque cosa succeda il medico sempre, quindi se ha la febbre, se ha un po' di tosse, qualunque cosa, perché allora bisogna provvedere a fargli arrivare a casa un saturimetro. Ecco, appunto, il saturimetro, da che valori bisogna cominciare a preoccuparsi? Allora, noi abbiamo regolarmente sui 97-98 per non dire 99%, non si arriva a 100, quindi che si tranquillizzi la popolazione, non si arriva a 100. E quando si dice di ossigeno di solito in condizioni normali, non Covid, in condizioni pre-Covid si diceva almeno di 90, avvertire il medico e fare la conseguenza. Qui fino al marzo dell'anno scorso si diceva 94 e uno con 94 per percentuale di saturimetria andava a finire in ospedale. Adesso si tiene a casa, si dà l'ossigeno, perché si fa dare l'ossigeno a casa, e quindi per venire lì si riesce a ottenere. Quello principale è proprio quello, mi raccomando, avvertire, telefonare, chiamare il medico, che deve essere sempre disponibile. Dottore, la ringrazio, come sempre disponibilissimo e gentilissimo, e complimenti veramente alla sua categoria per quello che avete fatto in tutto questo anno di emergenza Covid.